Io, se fosse Speranzone il candidato che decidesse del candidato, mi trasferirei a Venezia a fargli la campagna elettorale, mi pare evidente. Se fosse necessario, il segretario regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo è pronto a trasferirsi in Laguna per sostenere la corsa di Raffaele Speranzona, primo cittadino di Venezia. La dichiarazione di disponibilità ad accettare un'eventuale candidatura a sindaco, espressa dal coordinatore cittadino del partito, ha di fatto aperto la campagna elettorale per la successione a Cafarsetti. Una carica per la quale Speranzon, 53 anni e una solida carriera politica alle spalle, oggi è vicepresidente vicario al Senato del gruppo di Fratelli d'Italia, è pronto. Raffaele è mio amico da tutta la vita, è sempre stato pronto a qualsiasi cosa il partito gli abbia chiesto, quindi non mi stupisce che sia pronto anche se gli dovessimo chiedere di fare il sindaco di Venezia. A me piace la classe dirigente così, che ha fame e voglia. Raffaele Speranzone è stato già candidato sindaco a Venezia nel 2005, allora c'era Alleanza Nazionale, raccogliendo il 6,5% dei voti. Politicamente si tratta di un'era geologica. Oggi Fratelli d'Italia si contende con il Partito Democratico il primato in comune, ma nel centro-destra la candidatura del sindaco a Venezia si inserisce anche nella scelta della presidenza regionale, in un quadro in cui peraltro non si sa neanche con certezza quando si andrà alle urne. Brugnaro è stato eletto la prima volta il 15 giugno del 2015. Secondo Speranzon, lo scenario più probabile è che si voti nella primavera del 2026.